Assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Guarda che classe, si vede che mi sbaglio. Oggi la posa della prima pietra di un'opera importante. Guardi, è importante perché la salvaguardia dell'acqua penso sia un investimento non soltanto sulla tutela dell'ambiente, ma soprattutto un investimento economico. Oggi noi stiamo vedendo una tensione internazionale con la richiesta importante di gas, una fonte di energia sicuramente è necessaria in questo momento ma con costi elevatissimi. Se volessi fare una previsione io penso che fra 5-6 anni circa ci troveremo di fronte allo stesso problema con l'acqua. Cioè l'acqua che oltretutto è anche fonte di energia, voglio ricordare, noi dobbiamo proprio salvaguardarla perché penso che fra qualche anno sarà uno di quegli asset strategici per lo sviluppo di un territorio. Il nostro paese è un paese a cui mancano materie prime, ne ha una che è l'acqua e su quella dobbiamo valorizzarla e tutelarla. Un'agricoltura anche a chilometro zero, vedo anche con la mascherina che sono Friuli Venezia Giulia, può aiutare per esempio in una lotta dei cambiamenti climatici proprio perché appunto è fatta in casa? Pensiamo soltanto al tema del trasporto. Ormai abbiamo dell'agroalimentare che subisce trasporto internazionale con refrigerazione, con tutto un consumo di energia enorme e magari anche una qualità molto più scadente. Noi dobbiamo valorizzare il chilometro zero. Dobbiamo far percepire alle persone anche la maggiore qualità del chilometro zero, perché magari spendere un po' di più per avere un prodotto di qualità significa anche tutelare la salute dei cittadini e quindi su questo proprio le indicazioni che insieme all'assessore Zagner stiamo dando nella promozione dell'agroalimentare non è soltanto una valorizzazione del territorio, ma penso rappresenti anche una valorizzazione che i prodotti del territorio possono dare alla salute dei cittadini. Assessore Zanier, la posa della prima pietra per questa importante opera. Sì, una posa di una prima pietra che nella realtà si inserisce in un contesto di opere che dovranno essere realizzate da adesso in avanti per riuscire da un lato a mantenere in efficienza quello che è il sistema irriguo regionale, dall'altro lato anche per iniziare a fare quel ragionamento di adeguamento del sistema irriguo alle nuove necessità dettate anche dal cambiamento climatico. Ormai il risparmio della risorsa idrica è prioritario, l'utilizzo intelligente dell'acqua è indispensabile e per riuscire a fare agricoltura oggi dove comunque la matrice acqua è necessaria per riuscire a fare una produzione compatibile ed economicamente sostenibile, l'unica strada è quella di utilizzare la risorsa attuale in modo intelligente, cercando quindi di evitare gli sprechi. Questa prima pietra di questo intervento serve proprio per andare ad evitare le dispersioni rispetto a una canalizzazione che è stata realizzata alla fine dell'Ottocento, quindi è indispensabile entrare con metodi però e con idee che vadano a contemperare le nuove modalità di realizzazione delle canalizzazioni che guardano non solamente al risparmio delle dispersioni idriche ma anche ad esempio ad avere un impatto paesaggistico minore possibile e perché no iniziare a ragionare finalmente che anche per i sistemi di rimonta della fauna che dovesse cadere all'interno dei canali si possono in sede tecnica definire nuove progettualità che impediranno quella situazione che ormai è diventata insostenibile. In che modo la Regione in questi anni sta sostenendo gli agricoltori di fronte ai cambiamenti climatici, alla crisi del cambiamento e soprattutto a lunghe estati siccitose? Allora, guardate, la Regione nella realtà è da sempre che sostiene questo intervento con la cosa più logica, ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici non va visto nel contrastare il cambiamento, perché probabilmente non è nelle nostre capacità, ma è di contrastare quegli effetti negativi sulle produzioni, quindi sono circa 10 milioni all'anno gli investimenti che vengono fatti nel sistema della rete irrigua per ammodernarla, più tutti gli strumenti della programmazione comunitaria di gestione regionale hanno come finalità proprio quella di consentire alle aziende di utilizzare l'acqua in maniera
puntuale, di precisione, e quindi avere questa disposizione della risorsa anche quando questa inizia a scarseggiare. La vera sfida sarà quella che con i nuovi fondi che si stanno delineando all'orizzonte riusciremo a fare un cambio epocale dove da un metodo di trasporto dell'acqua ormai obsoleto si passerà a una gestione veramente negli anni 2030, con la vista agli anni 2030, sia pur oggi ancora nel 2020. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.